Gisella Orrù, di cui stiamo per raccontare gli ultimi giorni e la morte, aveva solo 16 anni, proprio come Laura Lampugnani, la ragazza che vedete nella foto, la ragazza di Legnano violentata e uccisa qualche giorno fa. Queste povere vittime, queste adolescenti uccise hanno in comune soltanto la fine, perché in realtà le circostanze, gli accadimenti, le concatenazioni di fatto che hanno portato a quel tragico esito variano da caso a caso. Nel nostro caso, nella storia di Gisella di stasera, un peso grande ha il luogo dove il delitto è avvenuto, che è Carbonia, una cittadina di 30-35 mila abitanti vicino a Cagliari, con la quale siamo collegati in diretta questa sera e che forse più tardi interverrà con alcuni dei suoi abitanti in questo delitto che è stata la tragedia non soltanto di una famiglia ma anche di un paese. Per dirla brutalmente, noi non crediamo alla ricostruzione dei fatti, alla ricostruzione come è stata fatta, come è stata sviluppata sia durante le indagini che nel corso del processo. Ci sono troppe lacune, troppe contraddizioni, sono le lacune e le contraddizioni, alcune delle quali cercheremo di rappresentare, di raccontarvi nella maniera più chiara. Cominciando da questo, che ci sono due figure di uomini, oltre quella della vittima naturalmente, intorno alle quali questa storia gira. Sono Salvatore Pirosu, che vedete nella fotografia qui in compagnia di un carabiniere, che è l'accusatore, implacabile accusatore degli altri, e Licurgo Floris, eccolo qui effigiato, l'accusato che ancora oggi nel carcere dove si trova continua a dichiararsi innocente. Abbiamo raccolto le loro dichiarazioni, ascoltiamole. Signor Pirosu, fra qualche giorno c'è la sentenza definitiva della Cassazione. Le posso dire che ieri ho visto Floris, che rischia di vedersi confermati 30 anni. L'ho visto disperato, piangente. Non c'entro niente io. Ecco, nell'ipotesi che gli venisse confermata la condanna a 30 anni, lei non ha nient'altro da aggiungere in merito a tutta la vicenda? Quello che posso dire è che io proprio nella morte di Gisella non c'è proprio niente. E questo l'ha detto. Dato che lui c'entra e lui l'ha fatto, che lo paghi lui. Io in carcere non ci voglio andare, perché non ho fatto niente, ho la coscienza pulita io. Cosa vuole che devo dire io? Non posso dire altro. Io di questa vicenda non ne so niente, proprio niente, sono oscuro di tutto. Lui può dire tutto quello che vuole, guarda. Lei capisce che la vita di un uomo è nelle sue mani, in pratica? Ma se lui non aveva fatto quello che ha fatto, non è successo niente. A quest'ora neanche io ero qui dentro. Se mi dovesse andare male, preferisco più che mi ammazzi, perché vivo non mi prendono. Ma scherziamo, no, lasciamo perdere. Però sto vivendo per me è una cosa assurda, che non ci riescono a farlo parlare a questo. Niente. Nel luglio scorso, pochi mesi fa, la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente questo caso condannando i due uomini che avete visto, Pirosu, l'accusatore, a 26 anni e Floris, l'ultima persona che ha parlato, quest'uomo disperato, a 30 anni. In studio, qui, accanto a me, c'è la moglie di Floris, la signora Floris. Buonasera. Signora, stia tranquilla, non si preoccupi, non si agiti, perché quello che dice può soltanto giovare. Sicuramente non può danneggiare una situazione che è già molto compromessa. Suo marito continua a dirsi innocente. Ma perché Pirosu? Che interesse può avere l'altro, Pirosu, ad accusare? Io non lo so che interesse può avere. Potrebbe essere un padre. Certo. Lei si è data una spiegazione? No, assolutamente no. Nessuna spiegazione. Io so soltanto che il giorno
28 di giugno, mio marito era con me. No. Nelle ore, e questo Sì, lei l'ha sì, detto certo che l'ho ovviamente, detto. evidentemente Però non è stata credibile, creduta, sì. certo, anche perché le testimonianze dei familiari, insomma, in genere non vengono mai considerate. Ma Pirosu, tra l'altro, lui stesso è finito in galera per, insomma, si capisce poco la ragione per la quale mentire in questo modo. Voi vi siete dati una spiegazione? Non lo so. Pensa, Non so cosa dire. pensa che suo marito stia coprendo qualcuno? Mio marito proprio no. Mai. Casomai Pirosi. Perché, che vuol dire questo? Perché è arrivato a accusare mio marito e evidentemente lui sta coprendo qualcuno. Oppure gli hanno imposto di fare il nome di mio marito. Ma chi gliel'avrebbe imposto? Non lo so. Cioè un'organizzazione più potente, un'organizzazione Non lo so, criminale? certo. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di Carbonia, non di Palermo, insomma, non di zone di mafia. Chi potrebbe aver imposto una cosa del genere? Non lo so. Lei non mi risponde perché non vuole parlare? No, perché proprio non lo so. Perché in una famiglia dove succede una tragedia del genere uno cerca di darsi una spiegazione alternativa. Lei ne ha parlato anche col suo avvocato, immagino. Sì, abbiamo parlato. Forse un po' dopo, parlando con l'avvocato, qualche altra cosa. Adesso io dico una cosa qui alla Camera, intanto lei si accomodi, dopo che abbiamo staccato, si accomodi su quella poltrona lì, che poi torniamo a parlare anche con lei. Vedete, qualcuno ha scritto nei giorni scorsi che noi qui a Telefono Giallo, io qui a Telefono Giallo, rifaremmo i processi. Questo sarebbe un programma dove si tenta di rifare i processi. È una insinuazione, non voglio neanche dire una critica o tantomeno un'accusa, è un'insinuazione che io fortemente respingo, ma in piena coscienza. Noi qui raccontiamo soltanto i fatti, con l'umiltà, i poveri strumenti, e però tutta la buona fede e la volontà del cronista. Noi raccontiamo fatti come quelli che sentirete stasera, quando presentano o degli elementi di enigma insoluto, oppure degli elementi così palesemente contraddittori, come quelli della storia della tragedia di Gisella Arlù, che vale la pena di portarli all'attenzione di un'opinione pubblica più grande di quella di una cittadina di provincia come Carbonia. Floris, 30 anni di carcere, avete appena visto sua moglie è qui, è veramente colpevole. Pirosu mente, dice delle bugie, e quale motivo, che motivo ci può essere a dire una bugia che comporta 26 anni di galera? Sono domande di questo peso, quelle che girano e stanno sopra a questo programma, che vi ricordo comunque che è un programma trasmesso in diretta e che chiunque di voi può collegarsi chiamando da fuori Roma quei numeri, e da Roma soltanto gli ultimi 47399. Dunque, vediamoli questi fatti. Tutto comincia intorno alle 21:30 del 28 di giugno, lo ha già ricordato poc'anzi la signora Floris, del 1989, poco più di 3 anni fa. Gisella Arlù è una bella ragazza, ammirata, seguita in paese, ha 16 anni, la sua famiglia si è disunita, i genitori si sono separati, lei vive con la nonna Luigina Vacca, la quale quella sera non la vede rientrare per l'ora consueta, comincia ad agitarsi, fa delle telefonate, chiede alle amiche se sanno qualche cosa, nessuna di loro sa niente. Quello stato d'animo che conosciamo tutti, quale genitore non è stato in pena per un figlio che non è tornato all'ora convenuta o che è tornato più tardi del solito. Purtroppo quella sera le cose andarono a finire come ora vedremo nel filmato che segue di Maurizio Rotundi.
Salvatore, Gisella non è ancora rientrata a casa. Va bene, avrà fatto un po' tardi, signore. Ma è troppo tardi adesso. Mi accompagneresti tu a casa di mio figlio? Va bene, va accompagno. Volevo andare adesso io. Vengo subito, vengo subito. Qui accanto a me c'è il signor Orrù, il padre di Gisella. Buonasera signor Orrù. Io ho già accennato a qual era la situazione della vostra famiglia. La vuole dire meglio? Lei si era separato, cose che succedono per carità, da sua moglie. Beh, E io ho questa separato ragazza? tanti anni da mia moglie, le ragazze vivevano come vivevano con l'aiuto di mia madre e una sorella. Lei le seguiva o no? Le seguiva, purtroppo chi le curava di più era mia madre, io quello che diciamo andavo a lavorare, portavo cosiddetti soldi a casa ed ero, quando facevano la monelle, quello che doveva rimproverarle o gridarle, ovvero noi usiamo dire l'orco, quello che... Sì, sì, capisco l'orco. Solo che un padre per sgridare un figlio forse oltre a fare quella funzione lì ne deve fare anche altro. Lei ha niente, scusi se faccio queste domande un po' così, ma mi chiedo, lei ha niente che non rifarebbe più se potesse tornare indietro? O che farebbe meglio, o atteggiamenti che sente di aver mancato, lacune? Non lo so, non credo di aver sbagliato grandi cose, non ritengo di aver sbagliato sull'educazione delle ragazze. Ecco, forse ha capito qual era la... sì, non credo di aver sbagliato sull'educazione delle ragazze. Forse magari mia madre è una donna un po' all'antica, come si vuol dire. Le ragazze crescendo... Quanti anni ha sua madre? Quanti anni aveva allora? Beh, allora 54, 55. Ah, quindi è una donna giovane. Cioè 64. Ah, cioè, 64. perché va in pensione. Certe cose magari non le accetta da una giovane, tipo non so il rossetto, quel fondotinta, quelle piccole cose che mette. E questo creava degli screzi, delle tensioni? Uscivano delle piccole storie, piccoli battibecchi, ma non più di tanto. Senta, che successe quella sera? Noi abbiamo fatto vedere, è fedele la ricostruzione intanto, e che successe quando arrivarono da lei il signor Pirosu e sua madre? Ma in media non è successo niente, perché mia madre è venuta da me accompagnata dal Pirosu, e sono salito sulla casa, io ero già a letto, che ero rientrato... Che ora era? Mezzanotte, Mezzanotte. Un minuto più, un minuto dopo, ma... Avete denunciato subito la scomparsa? No, io a mia madre ho detto, ma dovevo andare a mezzanotte, dove la vuoi cercare sta ragazza? Era la prima volta che succedeva, cioè lei in genere tornava all'ora con stabilita? Allora stabilita che la nonna diceva, quello deve essere a casa, quello deve essere a casa. Ecco lì, diciamo, entravo io, l'orco, perché se no lo deve sapere tuo padre ti picchia. E lei la picchiava? No, era solamente una minaccia, già venute da bambine in fascia con questa minaccia, a me mi temevano solamente allo sguardo. Purtroppo era così. Insomma, quella basta, sera lei io la sera non si è tanto allarmato, diciamo la verità, quella sera non si è tanto allarmato. Non è che non mi sono armato, non potevo fare niente. Beh, dove sarei andato? E dai carabinieri, per esempio? No. Perché no? Io l'unica cosa che gli ho detto a mia madre è telefonata all'amica. L'amica sì. L'amica chi era? Generalmente l'amica del cuore, quella che praticava di più, una certa Natascia. Natascia. E fa sì, ho telefonato a sorella, tua figlia Tiziana, e Natascia era in casa, ci sono lasciato in piazza e non sa niente. E non sa niente. Ho detto, a quest'ora qua dove vai a cercare? Non puoi fare più niente. Ho capito. Puoi fare solamente andare in caserma e dare la denuncia ai carabinieri. Allora mia madre, l'indomani mattina... Ecco. No, quella notte non venne fatto niente, questo per No. i costricati. Lì si rimandò tutto all'indomani. L'indomani mattina. Ho capito. L'indomani mattina andò in caserma e hanno rifiutato la denuncia. Hanno rifiutato la Sì, denuncia? per non passare un certo periodo di tempo prima di presentarsi. Ho capito. Avvocato Schirò. Sì, è Certo, è proprio così.
Cioè c'è un termine di legge? No, non c'è nessun termine di legge, si tratta semplicemente di una, probabilmente quella caserma dei Carabinieri ha ritenuto in quel momento che prima di parlare di sparizione si dovesse attendere per vedere se ci fossero eventuali sviluppi. Quello che interessa a questo punto della storia, grazie signor Orru, quello che interessa è che dunque quella notte non venne, per ricostruire i successivi scatti di questa dolorosissima vicenda, quella notte non venne fatto niente, si rimandò tutto al giorno dopo, ma la mattina dopo era successa un'altra cosa però. La signora Luigina, la mamma del signor Orru, la nonna della ragazza, aveva ricevuto una telefonata che per più aspetti che ora vedremo era risultata ancora più inquietante. Ascoltiamo. Pronto, Luigina Vacca? Sì, sono io. Signora Luigina? Le telefono per Gisella. Ma scusi, chi è lei? Non si preoccupi, Gisella è con noi. Andiamo in vacanza e saremo via un mesetto. Chi è che parla? Dunque una telefonata strana, come avete sentito. Gisella era una ragazza di 16 anni, non si annuncia una vacanza di un mese in quel modo. Per di più ci furono in quella telefonata varie discordanze, perché l'ignota interlocutrice, la voce femminile, chiamò la signora Luigina, mentre che familiarmente era chiamata Gina, però nello stesso tempo sapeva il numero del telefono che non risultava sull'elenco perché era sotto un altro nome. Insomma ci furono anche queste contraddizioni che aumentarono l'inquietudine. E che cosa successe dopo quella telefonata? Successe poco, ce l'ha già detto l'avvocato Schirò, e bisogna dire che anche durante il processo l'avvocato Marongiu sottolineò questo aspetto molto. Sentiamolo dalle sue stesse parole. Non può lasciare sgomenti operatori di Tito e padri di famiglia osservare come della scomparsa di una ragazzina di 16 anni, di una bambina, ci si sia totalmente disinteressati per circa 15 giorni. Gisella scompare il 28 giugno alle ore 21:30. Il giorno successivo gli inquirenti conoscono la notizia. Fino al giorno 11 non si è detto nessuna indagine. Ecco, avete sentito da quelle parole, dalla sera del 28 giugno passano 9 giorni e l'avvocato Marongiu ha detto che forse le cose sarebbero andate diversamente se ci si fosse mossi prima. Avvocato Schirò, lei rappresenta Orru, rappresenta la parte civile, la famiglia della vittima. Lei concorda sul fatto che forse... Certo, decisamente. Fu una stranissima vicenda, proprio perché nell'immediatezza del fatto, raccolta la denuncia, probabilmente se si fossero fatti immediatamente degli accertamenti, se si fossero cioè interrogati per esempio gli amici, le amiche più intime, i compagni di scuola, se si fossero cioè fatte delle indagini, sicuramente la vicenda avrebbe avuto un altro aspetto, un altro risultato. Ecco, tra l'altro questo è un punto che adesso vedremo, perché avrebbe avuto un altro aspetto se la povera ragazza non era già stata uccisa, certo. Io però, siccome lei è parte interessata, al collega Paolo Matteo Chessa, che ci ha aiutato a istruire questo caso, insomma a mettere in piedi questa inchiesta giornalistica, sia chiaro, giornalistica, chiedere Chessa, quello che dicono Orru e il suo avvocato è vero, primo luogo, e in secondo luogo Carbonia, dal punto di vista dei carabinieri, presenta tanto di quel da fare che non ci si poteva occupare un po' prima di questa vicenda. Qual è l'opinione di un cronista? Intanto ritengo che abbiano sì in qualche modo ragione, anche se è doveroso aggiungere che trattandosi di una scomparsa così immotivata, il primo pensiero è corso anche ad una possibile fuga romantica. Fuga d'amore, certo. Ecco, per quanto riguarda la seconda parte della domanda, vorrei dire che a Carbonia, oltre che una compagnia dei carabinieri, esiste anche un commissariato della Polizia di Stato, e fu appunto al commissariato della Polizia di Stato che fu presentata
la denuncia di scomparsa. Questa mancanza di indagini anche in sede processuale fu appunto motivata dall'ipotesi che ho appena formulato, che potesse trattarsi di una banalissima fuga Insomma, romantica. venne sottovalutata, diciamo. Diciamo di sì. Grazie. Ecco, no, io faccio queste domande perché, insomma, nella sventurata ipotesi uno si chiede anche che succede quali conseguenze ci sono, quali atti si fanno quando succede una cosa del genere. Ecco, come vedete, almeno nelle circostanze riferite, succede poco, lì per lì. In 9 giorni, passarono 9 giorni senza che di Gisella si trovasse traccia. Questa fu la situazione subito dopo i fatti. Poi, il pomeriggio del 7 luglio, ecco, vediamo in questa ricostruzione filmata, in contrada, quella che vedete che si chiama Caso Axedu, una vedetta antincendi scorge dall'alto, lungo la strada, un uomo e una donna su un motorino rosso. Si fermano accanto a un pozzo, scendono, fanno quello che state per vedere, cioè un gesto banalissimo, che sarebbe banalissimo se non avesse poi il seguito che vedrete, che ha. Quelle 2 persone non sono mai state identificate, anche se proprio quel motorino ha portato alla agghiacciante scoperta che tra poco vedremo. Il motorino si allontana, le immagini che ora tra qualche istante vi proporrò sono molto crude, ve lo devo avvertire. Chi ha seguito questa trasmissione, chi conosce Telefono Giallo e, se permettete me personalmente, sa che noi non abbiamo mai mostrato con compiacimento nulla che potesse suscitare orrore o raccapriccio, anche se Dio sa, occupandoci di cronaca nera, quante occasioni ne avremmo avuto, ma questa sera dobbiamo far vedere un filmato girato da Telegamma, una televisione privata della Sardegna, un filmato duro. Dobbiamo farlo vedere non ovviamente per nessun gusto di ostentazione, ma perché lo stato in cui quel corpo di Gisella venne ritrovato è molto importante, e io credo che potrebbe essere importante addirittura stasera qui nel corso di questa trasmissione ai fini dell'accertamento della possibile vera verità. Ecco che cosa venne trovato in fondo a quel pozzo. Il corpo in fondo a quel pozzo viene successivamente riconosciuto per quello, identificato per quello di Gisella Orrù. È una salma, un cadavere nudo, presenta vari segni di violenza, tra l'altro violenze sessuali di vario tipo. Gli unici oggetti che ha indosso sono una catenina e un orologio da polso. Il dottor Paribello ha partecipato all'autopsia del corpo, del cadavere. Il dottore è un medico legale dell'Istituto di Medicina Legale di Cagliari. Dell'Università di Cagliari. Dottor Paribello, come venne uccisa? Io premetto che qui rappresento il professor Montaldo, che per inderogabili motivi non è potuto venire. Rappresenta il professor Montaldo e se stesso. No, il consulente è il professor Sergio Montaldo. Come è stato ucciso? È un mezzo molto appuntito, di 4 mm di diametro, rigido, ha struttura in pratica sempre uguale, cioè che non si modifica, sezione lunga, costante, diametro costante, molto rigido, lungo circa 15 cm. Potrebbe essere un ferro da lana, potrebbe essere un cacciavite, ma un cacciavite del tipo stellariforme, un cacciavite cosiddetto a stella, in quanto la ferita aveva dei margini abbastanza netti e non presentava slargamenti come sarebbe stato invece visibile se fosse stato un cacciavite a lama. Ah, certo, ho capito.
Dove venne inferto? Venne inferto in regione emitoracica sinistra. Che vuol dire sotto la mammella, in parole Di fianco alla mammella. Di fianco alla mammella. Con direzione quasi perpendicolare dall'avanti all'indietro e da sinistra verso destra, attraversò successivamente lo spazio intercostale, il pericardio e il ventricolo destro del cuore. Quel colpo richiedeva un'abilità da macellaio oppure chiunque di noi avrebbe potuto dare? Praticamente chiunque di noi. Chiunque, sì. Bastava avere la forza necessaria. Perché ha attraversato solo tessuti molli, praticamente non ha incontrato resistenze di strutture ossee o strutture dure. Ho capito. Secondo lei, Gisella, quando venne così finita, era già in stato di reagiva o non reagiva? È molto difficile. Si può capire dalle circostanze? È molto difficile poter dire una cosa del genere. Posso dire che, a parte i fenomeni putreffattivi che erano abbastanza evidenti sul corpo, era in fase efesematosa cromatica, quando che vuol dire? Una delle prime fasi della putrefazione cadaverica, abbastanza avanzata quindi. Non aveva segni di colluttazione in pratica sul corpo, eccetto delle lesioni lacero-contuse al capo, al cuoio capelluto. Io non le chiedo, dottor Barbiella, ma non glielo chiedo volutamente, lo dico anche agli avvocati che sono qua, al collega, non le chiedo da quanto tempo Gisella era morta, no, non me lo dica, non lo voglio chiedere adesso, perché lo voglio chiedere tra un po', se lei mi permette, perché prima di farle questa domanda, che noi nella nostra ricostruzione cronistica, che essa mi conforti con un cenno di assenso, riteniamo molto importante, forse da profani, forse gli avvocati ci smetteranno, non dico neanche i giudici che hanno giudicato certo molto meglio di noi in questo caso, noi nella nostra ricostruzione cronista ci siamo fissati sul fatto che la data della morte, la data vera che si può presumere dallo stato del cadavere, è molto importante al fine di capire come effettivamente si svolsero i fatti. Se mi permette glielo chiederò tra un po'. E intanto dico che il caso naturalmente di Gisella suscitò molto scalpore in un piccolo centro quale è Carbonia, in cui tutti più o meno si conoscono. Volete immaginare, Carbonia è una città, credo se non sbaglio, di 30-35 mila abitanti. Si parlò, la diceria popolare parlò, tanto ne parlò che il collega Chessa lo ha raccolto in un libro che ha pubblicato su questo delitto. Tanto si parlò di questo che si raccolsero anche varie voci, vox populi come si dice, che Gisella sarebbe stata introdotta o forzata ad entrare in strani giri, e voi capite quando dico strani giri tra virgolette a che cosa mi riferisco. Gisella, come tante ragazze della sua età, aveva un diario. Questo diario è qua, è questo, l'originale proprio dell'anno 89. Io non ne violerò il pudore leggendo cose che ve le potete immaginare, sono cose di una ragazza di 16 anni, sono quelle ingenuità, però c'è una pagina, proprio la pagina introduttiva, la pagina del diario che ci ha impressionato, perché lei, presentandosi a se stessa in questo diario, che poverina non avrebbe mai immaginato che sarebbe stato presentato in televisione in una sera dell'ottobre del 92, dice: nome Gisella Orrù, indirizzo privato casa mia, indirizzo d'ufficio pompe funebri, carta d'identità non identificata, passaporto per l'oltretomba, assicurazioni, e chi l'assicura? Una come me. Gruppo sanguigno, acqua colorata. Ma sono frasi che potrebbero anche essere le frasi semi-scherzose, sinistramente scherzose di una ragazzina di 16 anni e che però alla luce di quanto è accaduto invece diventano ovviamente premonitrici e sinistre, inquietanti. A parte questo, Gisella è una ragazza assolutamente normale che passa, come succede non soltanto nei centri di provincia ma anche nelle città, la maggior parte del tempo libero passeggiando per il paese. Siamo alla fine di giugno, siamo in piena estate, fa caldo, le giornate sono lunghe, il sole tramonta tardi, anche quel pomeriggio del 28 giugno era un mercoledì. Gisella va in piazza con i suoi amici, intorno alle 16 si incontra, ecco, con Piazza Roma, con delle persone, sono con lei gli amici del cuore, li ha già ricordati suo padre, si incontra con la sua migliore amica che è quella Natascia Miraglia di cui ci ha parlato il signor Orrù,
Più tardi a loro si uniscono anche altre due, ecco, questi due ragazzi che abbiamo rappresentato qui sono Walter Alois e Massimo Coronas. I 3-4 ragazzi vanno un po' in giro, chiacchierano, fanno le solite cose che si possono immaginare, scherzano, bevono qualcosa in un bar, fino circa alle 9:30 di sera. Poi, arrivati a quell'ora, Gisella dice di dover tornare a casa, gli amici la accompagnano fino all'imbocco di via Napoli, che vedete qui riprodotta, e si salutano. Finisce un pomeriggio banale, comincia la tragedia. La ricostruzione che avete appena visto è l'ultima testimonianza certa sulla vita di Gisella. Da quel momento, e sono le 21:30 di quel mercoledì 28 giugno dell'89, si possono fare soltanto illazioni. Cominciano una serie di telefonate anonime. Il 13 luglio una voce di donna, chiama i carabinieri dando informazioni più dettagliate. Pronto, carabinieri? Pronto, carabinieri di Carbone. Telefono per Gisella. Sì, un attimo, attendo in linea. La sera che è sparita, il 28 giugno, ho visto a Gisella in via Napoli. Sì, cortesemente potete sapere il suo nome? Verso le 9:15, 9:30. Ha capito? Sì, ma chi parla? L'ho vista salire su una Fiat 126 bianca, dove stavano due uomini che poi se la sono portata via. Questa era la telefonata che arrivò. Quelle indicazioni, la 126 bianca, due uomini che poi se la sono portata via, vengono da una fonte anonima e fanno partire le indagini in una certa direzione. Chi era quella donna così bene informata? La stessa che aveva telefonato alla nonna di Gisella la mattina dopo la scomparsa, dicendo che era partita per un mese di vacanza. Non so a chi devo chiederlo bene, forse all'avvocato Schirò, forse all'avvocato Gambardella o Massidda. Quel nastro, se sono ben informato, tra l'altro è stato smarrito. Questa è ciò che abbiamo preso. L'avvocato Gambardella. Stranamente l'avvocato Gambardella difende il Floris Licurgo, sì. Difendeva il Floris. Ha dichiarato stranamente di non trovarlo più. Chi l'ha dichiarato? Capitano Fioravanti. Vi era la possibilità di fare un accertamento fonetico, la possibilità di distinguere la voce. Era un elemento comunque da tenere presente, elemento processuale, e che non doveva assolutamente sparire. È una cosa io ritengo vergognosa, non voglio dire altro. L'avvocato Schirò condivide? Condivido quello che dice il collega, e dico che noi avevamo una grande attenzione verso questa registrazione. Abbiamo tentato, infatti eravamo sicuri che attraverso l'audizione di quella voce si potesse in qualche modo capire qualcosa di più. E invece non è stato possibile. Dottor Aucias, mi scusi, badi che vennero smarriti o venne smarrito anche il nastro che il capitano Pagno, comandante dei vigili urbani, fece avere al capitano Fioravanti, e quindi si smarrì completamente il tutto. Per la chiarezza. Scusatemi, io non capisco bene una cosa, adesso io so che queste faccende devono essere trattate con grande delicatezza, ma quando voi dite questa cosa, volete insinuare forse che c'è stata no, è un fatto storico, è un fatto storico. Oppure che c'è stato un qualche occultamento? No, è diciamo smarrito, vabbè. È un fatto storico. Però se diciamo smarrito facendo quella faccia, avvocato... Scusi, è lei che faccia farebbe di fronte ad un fatto del genere? Ma scusi, se questo è un delitto privato, se questo è un delitto sordido, come sembra, perché i carabinieri dovrebbero smarrire, come lo dice lei, un nastro? Questo non è un delitto che implica cose di potere, cose di organizzazione. Dottor Auge, la realtà storica è che l'hanno smarrito. Ho capito. Dica Massidda. Si parla di nastri, non di una singola registrazione. In effetti telefonate ce ne fu più di una.
non furono a quanto pare raccolte tutte, non tutte furono registrate. Quindi si introduce un criterio di cernita tra l'una e l'altra. Quale fosse questo criterio non è dato a intendere. Ora, volerne ricavare un motivo di censura per il comportamento degli inquirenti, mi pare che non sia neanche nell'intenzione del per carità di Dio, ci assolutamente. mancherebbe Ne altro. vogliamo ripercorrere il processo per fare il processo. Certo, per carità. No, ma qui Voleva stiamo soltanto, per carità, ecco, anzi ha fatto bene a dirlo l'avvocato Massidda, stiamo soltanto cercando di raccontare alcuni passaggi chiave di questa... Ritengo che questa trasmissione consenta un'estensione dei mezzi di acquisizione degli elementi istruttori, consentendo anche a chi ha visto e chi ha capito di dire qualcosa al telefono. Quindi sarebbe un'occasione opportuna perché questo accadesse. Tra l'altro, vede, quella donna che ha telefonato una volta, forse due, chissà, forse erano due donne diverse, forse era la stessa donna, sicuramente stasera ci sta ascoltando, forse addirittura è in quel cinema di Carbonia dove questo programma viene, è vero? Sì, c'è da aggiungere è una la cosa. speranza che abbiamo. Dove questo programma, se sta al cinema di Carbonia certo non si alza per venirci a telefonare, se sta a casa sua forse lo potrebbe fare, perché ci sono due persone in galera e una quantità di fatti che non sono mai stati chiariti. Però a questo punto io devo chiamare una brevissima pausa per la pubblicità, l'appuntamento è tra 2 minuti. Chessa è il collega della Nuova Sardegna che vi ho già presentato, che ci ha aiutato a mettere insieme il programma. Volevo sentire anche la sua opinione sulla cosa che stavamo dibattendo, su questa voce, su queste telefonate, su questi nastri scomparsi stavamo discutendo con gli avvocati prima. Sì, certo, mi pare che intanto non sia il caso assolutamente di parlare di dolo, sicuramente siamo di fronte a un banalissimo episodio di negligenza, è però importantissimo sottolineare perché questi nastri magnetici avevano un ruolo determinante ai fini processuali. Intanto perché in quella telefonata arrivata ai carabinieri, il comandante dei vigili urbani di Carbonia riconobbe la stessa voce della donna che in una precedente occasione e in un'altra successiva, il giorno dopo la telefonata arrivata ai carabinieri, diede delle informazioni che per certi aspetti apparivano sospette, perché in maniera decisa e determinata disse: andate in via ospedale perché c'è la macchina dell'assassino. E questa macchina nient'altro era che la 131 che risultò poi di proprietà del signor Floris. Successivamente, quando richiamò i carabinieri, diede informazioni invece che riguardavano la 126 del signor Pirosu. Insomma era una persona molto ben informata. Sì, ma c'è di più, probabilmente notando che non era accaduto niente in quell'occasione, il giorno successivo telefonò ai vigili urbani ripetendo le stesse informazioni. Il comandante dei vigili urbani si recò in caserma per informare il capitano dei carabinieri, il quale pare gli disse: sì, aspetta, e qui ti faccio sentire la registrazione. E in quell'occasione il capitano si rese conto che la voce era la stessa, identica. In seguito a quelle informazioni, comunque, viene fermato Salvatore Pirosu, 42 anni, manovale, precedenti penali, lo vedete nella foto, per reati sessuali, proprietario di una 126 bianca, una delle due macchine indicate. Pirosu è quello stesso vicino di casa che la sera della scomparsa, la sera del 28 giugno, era andato dalla nonna e insieme a lei era poi andato dal signor Orru ad avvertirlo che Gisella non tornava a casa. Alla fine Pirosu cede e confessa che la storia di Gisella sarebbe cominciata addirittura una settimana prima, con finalità degradate e con le modalità che in questo filmato abbiamo ricostruito. Ciao Salvatore, come va? Bene, non mi lamento. Sempre a pensare alle donne, eh? Aspetta, dove vai? Ti do un passaggio. No, grazie, c'ho la macchina mia. Senti Salvatore, ti devo chiedere un favore. La conosci quella ragazza là? Chi? Quella là.
Ma chi, Gisi? E abita sopra casa mia. So piacere di conoscerla, quella ragazza. Non si potrebbe combinare qualcosa. Dai, fa un favore a un amico, salutala, no, fa vedere che sto con te. Ciao Gisi. Uno di questi giorni si potrebbe combinare qualcosa, no? Ecco, voleva combinare qualche cosa, racconta Pirosu ai carabinieri. Floris lo circuisce, voleva combinare qualcosa con quella ragazza bella, dalla quale era rimasto colpito, al punto che una settimana dopo questa prima avance torna alla carica. E che cosa fa Pirosu? Va a casa di Gisella, parla con lei, la convince, le dice, cerca di convincerla, le dice che suo padre quella sera tornerà tardi, glielo dice perché sapeva che, avete sentito il signor l'orco severo, glielo dice per farla ritenere libera di tornare a sua volta tardi quella sera. Ma vediamo che a seguito di quelle pressioni psicologiche, di quel circuire cauto che fa, che cosa succede, e nel seguito del racconto, sempre basandosi su quello che Pirosu ha detto ai carabinieri. Allora, questa Gisella me la presenti, sì o no? E aspetta un momento. Ma cosa devo aspettare? Accompagnami in via Trento che c'ho la macchina, vai. T'ho detto aspetta, Mi stanno aspettando, vai. Chi? Gianna, la tua Gianna. Eccola là, sta passando adesso, vedi? Vai, vai, vai. Dove? Vai, seguila, no? Sali che ti porto bene. No, non posso, devo andare a casa. Che c'hai, paura? Ti fai pregare. No, non posso. Dai, ti accompagno io. Con la macchina in via Trento, c'è Gianna che ti vuole salutare. È una tua amica, no? Sì, guarda Salvatore, se faccio dai, ti giuro che non farai tardi, dai, vieni. Giannette, guarda chi c'è. Ciao Giannette. Andiamo. E questo è Giampaolo. Giampaolo Pintus e Gisella Russo. Ciao. Spogliatevi, andiamo nel boschetto. Sì, andiamo, andiamo. Sì. Salvatore, c'è il genere tutto per te, cosa aspetti? Aiuto! Aiuto!
Non lo so. Ma che è successo? Che è successo? Apri il bagagliaio. Dimmi che è successo. Prendi queste chiavi, apri il bagagliaio. Porca miseria. Dov'è la storia? Eccola qua, prendi. Ma mi dici che cazzo è successo? Ma che avete fatto? Dove la portiamo? La lasciamo qui, no? Non la vuoi portare? Dove la possiamo portare? Al pozzo. Che pozzo? Non è lontano, vi ci porto io. Ma è chiusa la grata? Sì, ma da sotto ci passa. Sbrighiamoci prima che passi qualcuno. Oh! Va a casa. Ehi! Che vuoi? Non ci siamo visti. Ecco come morì Gisella secondo l'agghiacciante testimonianza confessione di Pirosu. Sì? Pronto? Dottor Augias, buonasera. Buonasera. Senta, io vorrei un chiarimento, non so se me lo può dare lei oppure qualcuno degli avvocati. Ci sono qua in studio tutte le persone competenti. Ah, va bene. Dunque, io ho visto prima quel filmato raccapricciante della scoperta del cadavere in fondo al pozzo, se ho ben capito. Ecco, ma quando passano quei due sul motorino rosso, come hanno fatto a vederlo se quello era in fondo al pozzo? Ecco, perché sembrerebbe che dalla strada non si vede nulla. Ho capito. Aspetti un momento, io intanto devo dire, quei due che passano sul motorino rosso. Questo è un altro dei grandi misteri di questa vicenda. Dice bene l'ascoltatore,
Bisogna tenere presenti alcuni aspetti. Il primo è che quel pozzo è profondo circa 11 metri, è buio ovviamente, e quindi è impensabile assolutamente che qualcuno dall'alto, dalle grate, attraverso le grate, abbia potuto vedere il cadavere galleggiare circa 11 metri più sotto. Però a questa scoperta si è arrivati, e si è arrivati anche qui attraverso una telefonata anonima. Scusi un momento, però la scoperta non ha poco a che vedere con i due del motorino rosso. Quei due signori potevano anche essersi fermati lì per fare pipì, tanto per dire. Non c'è nessun, non è questo, il problema è un altro. Il problema cioè è che anche questa scoperta è il frutto strano di un'altra telefonata anonima. Ciò che voglio in sostanza dire, molto semplicemente, lo dica, molto semplicemente, è che il cadavere non poteva assolutamente essere stato ritrovato in quel modo, cioè qualcuno ha dato delle indicazioni precise, evidentemente alle forze dell'ordine, dando la presenza del cadavere sul posto. Ecco, tra l'altro noi non abbiamo, io non ho detto, trovò materialmente, chi scoprì? Si dice dei ragazzini, ma nessuno non sono mai venuti saputo fuori, niente, non non si sa sono mai chi venuti siano. fuori. Chi chiamò i carabinieri? Ecco, allora, il problema è, forse anche Matteo Chezza vuole intervenire. Una cosa, io intanto penso che gli avvocati possano confortare, perché la mia memoria probabilmente può tradirmi, intanto nelle carte processuali non vi è assolutamente traccia di queste due persone col motorino rosso, bensì la loro presenza è frutto di ricerche squisitamente giornalistiche, cioè andando sul posto, andando sul posto, sentendo la gente e risalendo ad una testimonianza che è risultata preziosa, quella di una persona che in quei giorni era di vedetta antincendio sulle alture di Catu Ageo. Come abbiamo. Esatto, ma di questo non c'è traccia assolutamente sulle carte processuali. C'era, voleva aggiungere qualche cosa? In sostanza quindi, anche la scoperta del cadavere presenta in qualche modo delle anomalie. Avvocato, delle cose non chiare. Avvocati, io vi chiedo una cosa, questa vicenda che sembra una vicenda, io sto raccontando sulla base delle indicazioni del collega e di altri giornali, come una vicenda privata, è sovrastata da telefonate anonime, ma perché su una vicenda così privata dovrebbe esserci questo? Voi vi siete chiesti, vi siete fatti questa domanda o è fuori luogo? E vi siete dati una risposta o no? Certo, la domanda non è fuori luogo, anzi è la domanda centrale di tutta la vicenda. Scusi, devo attaccare qua, è caduta la linea, ma tanto stavamo rispondendo all'ascoltatore. E come si risponde a questa domanda? Ma io credo che si possa rispondere in tanti modi, il modo più semplice, però quello che ci ha coinvolti tutti, nonostante i rispettivi ruoli, è ma che cosa c'è in realtà che nei processi non è venuto fuori? Ecco, lei fa un'altra domanda, ma si dà anche una risposta o no? Ma io la risposta l'ho data, e con me il povero collega, l'avvocato Aldo Marongiu, ce la siamo anche data. Abbiamo sempre sostenuto che al di là dei due imputati, come parti civili, abbiamo ritenuto sempre che ci fossero altre persone coinvolte in questa vicenda che non sono mai state individuate e scoperte. Voi condividete, lei condivide? Condivido. Gambardella. E lei Massida? Io farei una riflessione un po' più in là. Escludendo ogni responsabilità di Floris, poi ne riparliamo, però adesso ne parliamo tra un sicuramente... Adesso tra l'altro deve tornare in campo il dottor Paribello, perché lui poi ci deve dire un'altra cosa. Dico questo, lei nella scorsa puntata si è soffermato opportunamente a considerare quanto sia difficile dare un'interpretazione anche di elementi semplici del processo. Adesso in questo processo ce ne sono moltissimi episodi nei quali ci si può confermare in questo avvertimento. Uno dei tanti è questo, quello del ritrovamento della ragazza nel pozzo, come sia avvenuto, eccetera. Bene, forse sarebbe stato il caso di completare il racconto del fatto, enunciando che i ragazzi che avrebbero rinvenuto il cadavere, e non è assolutamente escluso che si possa vedere dalla grata, è stato sperimentato, non si può vedere. No, non si può vedere. 11 metri. 11 metri, non si può vedere. 11 metri dell'intera profondità del pozzo, parzialmente coperto d'acqua, col cadavere che avvocato ridurre le misure. Avvocato Massida, mi perdoni, mi consenta di rammentarle che quando i vigili del fuoco intervenirono sul posto, unitamente a loro vi era qualche altra persona
compreso persona, se mi si passa il termine, di mia fiducia, la quale mi garantì che nello scrutare attraverso la gratta lui non riuscì assolutamente a vedere nulla. Eppure è persona in presenza del cadavere dentro il pozzo. E anche durante i sopralluoghi successivi non vedeva nulla. Non era molto difficile vedere il fondo del pozzo. Ma perché ci stiamo attardando? Io non capisco bene. Non ha perché ci stiamo attardando? Mentre invece la risposta all'altra questione che lei poneva, il perché delle telefonate anonime, il perché di queste complicazioni in un fatto strettamente privato, una risposta possibile è questa: non è che la gente non voglia parlare. Mi sembra una soluzione molto semplicistica, quella di dire che l'omertà o il silenzio sono dettate dalla paura. La gente vuol parlare. Ma? La gente vuol parlare. Ma qualche volta non è la paura che le induce al silenzio o a parlare in questi modi, ma è proprio la disistima nei confronti di chi dovrebbe condurre le indagini in un determinato modo e non lo fa. Il senso della mancanza di protezione contro le evenienze. Questa è una considerazione più politica che giuridica. Dobbiamo farla. Sì, sì. Adesso tra l'altro tra un po' ci colleghiamo con Carbonia e vediamo... Sì, pronto? Pronto, dottor Augia? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io chiamo da San Luri, in provincia di Cagliari. Buonasera. Buonasera. Volevo mettere in evidenza una cosa. A proposito di quel Vespino rosso, possibile che non sia venuto in mente agli inquirenti, visto che non credo che ce ne siano tante in giro di questi motorini, agli inquirenti di vedere di chi è, chi sono i proprietari di questi motorini. Ci ha appena detto che di questo motorino, non era una non so, un imprecisato motorino rosso, non è mai entrato nel processo. Non c'è traccia nelle carte processuali. Non è mai entrato nel processo, quindi si figuri un po' lei se qualcuno aveva voglia. Com'è la storia? È così, no? Sì, di fatto non è mai entrato nel processo e gli avvocati qui possono confortare, non è assolutamente... È un'informazione, vede, una delle lacune delle indagini è questa, quell'idea che io mi sono fatto ricostruendo con l'aiuto di Chessa è che le indagini fanno acqua da molte parti, fanno acqua da molte parti, purtroppo non sono stati fatti accertamenti elementari. E questo mi pare che sia abbastanza elementare, però molto importante. Così stiamo. La ringrazio, l'osservazione è giusta, ma la risposta purtroppo è triste. Va bene, buonasera. Grazie. Buonasera a lei. Riprendo, dottor Augias, mi Gambardella, consenta, Ma a proposito della incompletezza delle indagini, lei sa perfettamente... Lei condivide questa analisi? Sì, certo. Che nel forno dell'abitazione di Pirosu vennero trovate delle tracce carbonizzate di indumenti, delle tracce carbonizzate di foderina di una macchina, di foderina o più foderine. Si parlò di ferri per fare la maglia presso un congiunto o una congiunta di Pirosu. Niente, non si è accertato nulla. Nessuna indagine. Questo è lo stato, grazie Gambardella, questo è lo stato dei fatti. Dunque Pirosu con la sua confessione chiama in causa comunque varie persone, di cui vi ricordo i nomi: Licurgo Floris, lo vedete ora nella fotografia, un piccolo balordo di Carbonia che adesso ha 30 anni di carcere, abbiamo sentito sua moglie poc'anzi, Giampaolo Pintus, un tossicodipendente, e poi ancora Gianna Pau, prostituta, nota col nome di Giannette, amica del Floris. Tutti e tre queste persone negano le loro responsabilità, ma le indagini proseguono in quella direzione anche perché ad avallare le accuse sembrano esserci degli elementi di prova. Si trova la stuoia nella quale il cadavere della povera Gisella sarebbe stato avvolto, si trovano delle macchie di sangue e dei capelli. In realtà questi elementi di prova poi a poco si sfaldano perché le macchie risultano non di sangue ma di ruggine. I capelli non si riesce a stabilire se erano o no della vittima, insomma questo è lo stato delle cose. E qui c'è la prima contraddizione, perché nonostante questo sfaldamento delle prove, mentre la Pau e il Pintus vengono prosciolti in istruttoria, Floris viene rinviato a giudizio in stato di detenzione. Allora, avvocato Gambardella, questa è fino all'apertura del processo un po' il riassunto dello stato dei fatti.
Io vorrei chiedere adesso al dottor Paribello. Dottor Paribello, torniamo su quel discorso, se lei permette, che avevamo accennato prima. La sua esperienza di medico legale, quel corpo ritrovato il 7 luglio, cioè 9 giorni dopo il 28 giugno, data della scomparsa, secondo lei da quanto tempo era morto, era un cadavere? Guardi, il problema dell'epoca della morte, della tanatocronologia, è da sempre uno dei problemi più rilevanti della medicina legale, soprattutto quando più ci si allontana dall'epoca della morte. È sempre più difficile poter risalire, poterne determinare il momento. E quindi il medico legale, mi è stato insegnato dal mio maestro, deve avere sempre la massima cura nell'essere prudente. Ora, qui parliamo di un cadavere che è rimasto circa 10 giorni, 9 giorni in acqua, in una temperatura abbastanza fredda, parliamo di 11 metri di profondità, che anche se in un periodo dell'anno abbastanza caldo in Sardegna, soprattutto fine giugno, luglio, esatto, meridione della Sardegna. Certamente, quindi un posto abbastanza caldo normalmente, però è sempre 11 metri di profondità, parliamo sempre di un cadavere immerso in acqua. Poi abbiamo degli elementi di perturbazione su questo, in quanto il cadavere è stato ripescato, è rimasto parecchie ore all'aperto. Ho visto poco fa, quando c'è stato quel filmato, che è stato lavato con secchi di acqua, gli sono stati buttati addosso diversi secchi d'acqua, poi è stato messo nel celofano, poi in una bara, chiusa, trasportato in istituto di medicina legale dopo 3-4 ore e poi finalmente è andato in sala di dissezione. No, in frigorifero, che ha bloccato quello che è il progredire naturale della decomposizione. È importante ricordare che un cadavere immerso in acqua, dopo che viene ripescato, l'acqua fredda rallenta enormemente i processi putrefativi, ma una volta tolto dall'acqua, messo in un altro mezzo, questi processi poi avvengono in modo tumultuoso, violento, proprio progrediscono sotto gli occhi, possiamo dire. Ora, in queste condizioni è sempre molto, ma molto difficile poter fare una diagnosi. Ma lei si sente, nonostante la difficoltà, si sente di rispondere alla domanda o no? Diciamo che il professor Montaldo ha giustamente, con prudenza, espresso un periodo massimo di tempo, indicandolo in 10 giorni. Io direi che appunto 10 giorni come limite massimo e direi come limite minimo. È probabile quale? Probabile non lo so. Posso parlare di possibile. Ma è possibile, rispondo. Direi intorno, come anche il professor Montaldo dice, intorno agli 8 giorni. No, lei cosa dice? Dico lo stesso. Cioè? Un 8 giorni può essere, benissimo. E di meno? No, non credo. È molto difficile perché io fra l'altro qui una documentazione fotografica abbastanza esauriente delle condizioni di putrefazione. È essenziale sapere se si esclude la notte del 28 o no. Insomma, lei, dottor Paribello. Dottor Paribello, scusi, posso farle notare che comunque 24 ore, seppure ci fossero 24 ore di differenza, sono determinanti un momento alla fine della ricostruzione globale della vicenda. Non dimentichiamo che ci sono 2 persone condannate per aver assassinato nella notte a cavallo tra il 28 e il 29 giugno del 1989 una ragazza di 16 anni. Nel momento in cui lei dice che potrebbero esserci 24 ore di differenza, bene, viene rimessa in discussione l'intera ricostruzione accusatoria, perché gli indiziati, gli accusati, gli imputati, i condannati non avrebbero a questo punto motivo di proporre Certamente, alibi. signor Kessler, però posso fare anche un'altra considerazione. C'è stato un processo, un appello. È stato mai chiesto al consulente d'ufficio, secondo lui, qual era il minimo possibile? Sì che è stato chiesto. No, non mi l'ho chiesto io. Assolutamente, guarda, non esiste negli altri. E qual è stata la risposta? Non esiste negli Dobbiamo altri anche dire una cosa, il processo di primo grado. Scusate, devo interrompervi, c'è una telefonata, pronto? Buonasera.
Buonasera, dottor Augia. Salve. Io sono l'operatore che ha eseguito le immagini del recupero del corpo di Gisella Orrù. Telegramma. Di telegramma, sì. E se questo può esserle utile, io le posso dire quello che effettivamente si vedeva. Prima che i vigili del fuoco mi allontanassero dalla bocca del pozzo, io ho cercato di infilarci la telecamera. Praticamente poi ci ho messo la testa, a parte il puzzo terribile che ne saliva, non si vede nulla, assolutamente nulla. Per giunta il corpo presentava, oltre alla saponificazione che aveva intorno, presentava una macchia marrone intorno alla bocca e al naso, era evidentissima la stilettata alla parte del seno sinistro. Aspetta, scusi un momento, sì. Si fermi. Dottor Paribello, che era quella macchia intorno alla bocca e al naso? Probabilmente era materiale di liquame cadaverico. Una macchia marrone proprio ben contrastata. Fra l'altro l'orologio... No, poi ha detto evidentissimo il colpo? Il colpo al seno sinistro, sì. Guardi, posso trascendere anche in particolari molto crudi. Lasci perdere. Appunto. Praticamente l'orologio che portava ancora al polso girava, però chiaramente non mi chieda l'orario perché adesso non lo ricordo. Cioè funzionava? Funzionava l'orologio, compresa appunto la catenina. E nei capelli erano intrisi di sabbia molto chiara, che chiaramente il pozzo non poteva avere. Aspetti un momento, dottor Paribello, lei questa sabbia se la ricorda? Sabbia nei capelli, no? Sì, ricordo che c'era un po' di sabbia nei capelli. Vi siete chiesti, non è compito vostro, chiedervi da dove venite? Sì, noi ci siamo limitati a fare i prelievi e a informarne l'autorità giudiziaria. E mi pare che poi è stata fatta anche una consulenza. E da dove veniva? Prelevati dei campioni praticamente da tutto il Basso Sulcis, sì, con particolare attenzione verso la zona costiera. Ma nessuno di questi campioni, per quanto mi risulta, ha avuto poi riscontro con la sabbia ritrovata tra i capelli della Pare che ragazza. fosse sabbia del pozzo. Sabbia del pozzo, certo, in parole povere. Grazie. Prego, operatore di telegramma, grazie tante, buonasera. Stavamo dicendo, appunto, un giorno, Chesta stava dicendo 24 ore di differenza fanno tutta la differenza in questo caso. Direi proprio di sì, fanno tutta la differenza. Dottor Paribello, lei si rende conto che ha in mano, con la sua opinione, la possibilità di fare una revisione di un processo? Perché se lei dice 9 giorni significa che Gisella Tenga è stata presente la notte tra... che io non ho la cosiddetta sfera di cristallo. No, però lei ha gli strumenti... Sono tanto meno paragonabili a Quincy. No, ma lei ha gli strumenti, sia pure approssimativi e difficoltosi, come ci ha illustrato, della scienza. Certamente. E allora? In base ai parametri descritti così bene, che si leggono nella consulenza, in base a quello che ho avuto modo di vedere, nulla osta a ritenere che possa essere anche come limite massimo, ripeto, 10 giorni, come limite minimo 8 giorni. Ma compreso il giorno e mezzo della perizia, quindi sarebbero 7 giorni? No, con la sarebbero scomparsa. 8 giorni. 8 giorni più il giorno e mezzo che avete impiegato per arrivare alla perizia. Prima di tutto quello conta. Non abbiamo, no. Qui stiamo parlando del momento in cui i fenomeni cadaverici vengono fotografati, e qui, ripeto, ho un'esauriente documentazione fotografica. Quando avete fatto la perizia? L'avete fatta un giorno e mezzo dopo che è stato rinvenuto il cadavere, non per colpa vostra, per l'amor di Dio. Mancherebbe noi medici legali non abbiamo nessuna facoltà di decidere quando fare o meno una perizia, ma siamo agli ordini della magistratura. È il magistrato che decide quando, come e dove. Per cui la perizia, poniamo, è stata fatta il 9, giusto, tenendo conto di questo giorno e mezzo, rispetto al 9, di quanto si può tornare al massimo dietro? Gliel'ho già detto. E cioè? Non è che si possa tornare al massimo dico per esprimere, diciamo che da questo non credo che ne usciamo. Ecco. Per altre vie ci sarà. Mi dica una cosa, perché lei ritiene inattendibile la testimonianza del Piroso? Guardi, le lo spiego subito. La ritengo assolutamente... Ricordiamo a chi ci ascolta che tutta l'accusa si regge su quella testimonianza. Esattamente. Ecco, perché lei la ritiene inattendibile? Allora, in primo luogo non ha il minimo riscontro. Piroso fa una prima descrizione che assolutamente io la ritengo risibile, dottor Augias, perché quando si dice
sono stato avvicinato da Floris, che in quel giorno lei l'ha ricostruito, mi ha chiesto dimmi un po' chi è Gisella Aurù, significa che non conosceva Gisella Aurù. Come mai una settimana dopo poi Floris, durante il famoso incontro nella 126, pone a braccetta Floris con Gisella Aurù che non conosceva prima? La pineta di Mazzaccara è il risultato che è assolutamente inventata da Piroso, perché quella povera ragazza in quella pineta non c'è mai stata. Abbiamo il riscontro di una carenza assoluta di una causale perché Floris uccidesse questa poveretta e bisognerebbe spiegarsi ma come mai ucciderla? Era d'accordo per un congresso carnale secondo quello che racconta Piroso e allora l'avrebbe uccisa solo perché non avrebbe aderito ad un rapporto contro natura, ma questo è risibile, ma chi ci crede? Ma mi consenta, questo è contrologico, è assolutamente contrologico. Non c'è nessunissimo riscontro, non c'è un minimo di riscontro per quanto riguarda delle tracce di sangue nella macchina dove sarebbe stato riposto il cadavere. Quando voi fate queste obiezioni ai giudici, che succede? Ma guardi, la Corte d'Assise di primo grado ha detto che avevo ragione, ha assolto Floris per non aver commesso il fatto. E perché si è girata nell'appello? Beh, questo bisognerebbe chiederlo ai giudici dell'appello che hanno cercato di risponderle, certo, in una motivazione che io non condivido assolutamente. Va bene, ma a parte che lei non la condivide, ci riassuma la ragione che ha fatto girare... Ve lo spiego subito. Il giudice dell'appello parte dal presupposto che Piroso abbia confessato. Piroso non ha confessato assolutamente nulla, perché Piroso dice di non aver fatto assolutamente niente, di non aver ucciso assolutamente nessuno. Questo è chiaro perché lo dice Piroso. Lui si pone nella comoda posizione dello spettatore, giusto? Lui fa solo da trade union, avrebbe fatto tra la ragazza e Floris, chiaro? Però non ha ucciso nessuno, quindi non ha confessato proprio niente. In secondo luogo, si dice... No, ma lei, scusi, avvocato, lei mi sta dicendo la sua punto. Sostengono che Piroso avrebbe confessato. Ecco, confessato. Allora lasci stare le obiezioni, dica solo il che punto di avrebbe vista. chiamato in correità esattamente il Floris, che la perizia del professor Crestani dell'Università di Padova non disattenderebbe la perizia di Puddu, tricologica, ma No. semmai sarebbe di complemento. Ecco, qui andiamo un po'... Spiegano la mancanza di tracce di sangue nel pianale del cofano della 131 con la possibilità che si tratti di un'altra storia, con la possibilità che abbia pulito il pianale, quindi da delle possibilità, dai presupposti di possibilità, Fa derivare arriva delle a conclusioni di certezza, questo è Mi inammissibile. permette di sentire un momento? Volevo solo dire brevemente una considerazione. Piroso mente e mente perché tutto ciò che ha detto è stato rigorosamente smentito, non solo. Da Lui chi? stesso, Da che? ma Da è stato chi? smentito dalle risultanze, dagli accertamenti, tutto quel raccontino che lui fa E che noi abbiamo... e che voi avete mostrato, è stato dimostrato assolutamente non veritiero, addirittura impossibile, da diversi punti di vista. Io non voglio adesso annoiarvi con i particolari dettagli. Sì, i dettagli Non solo, non è soltanto quindi stato dimostrato che non è vero, ma lo stesso Piroso in aula, in secondo grado, ha finito col dire che quella parte del racconto, tutta la vicenda che voi avete mostrato, non era assolutamente vera, se l'era inventata. Questa è la sua dichiarazione finale. L'ultima volta che Piroso viene sentito dichiara: non è vero, io ho soltanto consegnato Gisella a Floris e poi non so più altro. Questa è l'ultima dichiarazione che fa. Ecco, io quello insomma, ma si fanno ancora dei processi così in Italia o no? Ma sì. Potrei fare un'osservazione. Si fanno. Beh, il nuovo codice forse... Col nuovo codice forse avremmo finito certamente in termini di giustizia, Bene, su concreta e sostanziale. Vorrei dire che invece, mi permetto di dissentire un momento da quello che dice il collega, in primo grado e anche in appello, non solo i 15-16 articoli che in via transitoria si applicavano del nuovo codice al vecchio
ai processi iniziati col vecchio rito, ma proprio lo spirito del nuovo processo è stato applicato con uno scrupolo rigorosissimo. In questo processo? Sì, che altrove dobbiamo ricordarci con nostalgia. Se ascoltando da profano queste cose ecco, non invece c'è. bisogna dirlo, sono cose che vanno accettate, bisogna stabilire, bisogna metterci d'accordo sui margini di approssimazione che siamo disposti ad accettare. Se vogliamo essere precisi dobbiamo dirlo. Mi dispiace che non ci siano qui magistrati che possono spiegarci il perché e come siano riusciti a dare un'interpretazione così rigorosa. Ma lei la condivide poi l'interpretazione che è uscita? Io devo dire questo onestamente, la sentenza di primo grado, che è la meno favorevole a quella che ne ho assistito, bene, sotto l'aspetto formale, sotto l'aspetto logico, è un modello di sentenza. Okay. Quella d'appello mi fa comodo e la presto per moltissime cose. Certo. Però devo dire per correttezza che le cose si sono svolte così. Si tratta di vedere quali approssimazioni siamo disposti a tollerare, ad ammettere. Nei particolari ho visto che ci sono molte approssimazioni. Quando si dice che Pirosu ha partecipato al processo nella posizione più comoda e ha detto quello che ha voluto a suo favore, beh, si dice una cosa imperfetta, anche per un motivo. La sua posizione rispetto a quella dell'altro imputato era la più scomoda possibile, perché è stato sempre in gabbia, mentre l'altro ha goduto della libertà provvisoria e si presentava ai giudici popolari in una condizione che era già quella anche in appello. Guardi, a proposito, che l'allora giudice istruttore, figura che ora non esiste più come lei sa, ha ritenuto, scarcerando Floris, oltre che Floris, la Pau e il Pintus, insussistenti gli elementi a carico di Floris. Con quegli stessi elementi poi Floris viene rinviato a giudizio, la Corte d'Assise di primo grado lo assolve giustamente per non aver commesso il fatto, ma quegli stessi elementi in base a vengono ribaltati, non sono più insussistenti, ma portano a 30 anni di reclusione. Non è stata nessuna variazione, ma assolutamente nessuna variazione, no, assolutamente. Scusi, avvocato, prima che lei va avanti, volevo fare un'altra domanda a Paribello. Dottor Paribello, lei è stato molto, mi scusi, ora glielo dico che cosa è stato. Pronto? Pronto? Sì. Io vorrei fare una dichiarazione, vorrei dire solo questo, che Licurgo ha sempre spacciato droga, perché io sono un ex tossicodipendente, e ha sempre cercato le ragazzine e lui sa che l'ha ammazzata e dovrebbe dichiararlo anche nei confronti del padre. Queste cose... Voglio dire solo questo, Licurgo ha sempre spacciato droga, l'ho sempre comprata da lui. C'è l'avvocato di Floris. Quindi è inutile che l'avvocato Gambarella, lì come si chiama, continui a dire certe cose. Lei dica come si chiama, non si nasconda nell'anonimato, è molto comodo fare così. Lo voglio finire ammazzato, capito? Sì. Lei è molto obiettivo, lei è molto sereno, molto obiettivo. Perché ho sempre sganciato milioni a Licurgo. Bene. Però si trincera nell'anonimato, quelli sono i signori. Ho attaccato il telefono. Io, dottor Paribello, lei mi deve dire, per favore, che cosa avete trovato nello stomaco del cadavere? Dunque c'era del materiale alimentare indigerito, in cui era possibile ancora riconoscere della sostanza tipo carne e patate. E? Alcol? No. Beh, alcol sì, come no. Ma non nello stomaco. Ah, beh, vabbè, no. L'alcol non era nello stomaco, ovviamente, l'alcol sarà stato nel sangue. Abbiamo analizzato il sangue con un gas cromatografo computerizzato che ci ha dato un dato di 64,36 milligrammi per 100 millilitri di sangue. Che vuol dire in parole povere? Tenga presente che per la legge italiana 80 millilitri su 100 millilitri sono i limiti di ebbrezza alcolica. Limite al di sopra del quale per esempio è proibito guidare. Quindi 64 è un discreto... no, scusi, mi ero distratto un momento perché mi avvertivano che questo che ha telefonato non è anonimo, questo signore che ha telefonato ha lasciato nome, cognome e numero del telefono, quindi poi lei va. Scusi, l'ho interrotta, vada pure avanti. Stavo dicendo, bisogna ricordare che per la nostra legislazione, quando entrerà in vigore,
80 mg di etanolo su 100 ml di sangue sono il limite massimo oltre il quale uno ad esempio non può più guidare, è considerato in stato di ebbrezza. Allora quello vuol dire che insomma aveva... Qui siamo a 64. C'è anche un altro dato molto interessante. Se la ragazza aveva bevuto durante il pasto, dato che i fenomeni digestivi portavano a ritenere che la morte era sopravvenuta 2-3 ore dal pasto, e tenendo presente che un organismo umano, adulto, metabolizza a livello del fegato circa 10 millilitri di alcol per ora, che la sua alcolemia era in fase calante, ma che doveva essere ben più alta. Allora, si può dire quindi... Avvocato Schirò, che possiamo dedurre da quello che ha detto il dottore? Sicuramente che Gisella probabilmente era in stato di ebbrezza, sicuramente che Gisella aveva mangiato 2-3 ore prima, e tornando alle menzogne del Pirosu possiamo dire Pirosu ha mentito, e ha mentito proprio perché non ha mai raccontato in tutta la vicenda del fatto che Gisella avesse mangiato. E allora, poiché in quel racconto non si parla del cibo, è evidente che Pirosu ha mentito, anche su questo punto. Dottore, faccia finire Schirò. E quindi in sostanza, quello che oggi noi stiamo tentando ancora una volta di fare è di cercare di comprendere che cosa si cela dietro queste incredibili menzogne. Ma che si può celare, avvocato Schirò? Questo che io non riesco a capire. Certo, vedete, voi ci girate intorno continuamente da un'ora, ma poi non venite... Che cosa si può nascondere? Guardi, dottor Augias, io posso fare, come abbiamo fatto sempre, 3 sole ipotesi o 3 sole, diciamo così, illazioni. La prima è che Pirosu menta su tutto il fronte, non abbia detto neppure una verità. E allora Pirosu è uno psicopatico, è un soggetto psicolabile. La seconda ipotesi è che Pirosu menta, evidentemente, perché deve nascondere qualcosa. E quindi Pirosu mente perché ha qualcosa da nascondere, perché ha qualcuno da proteggere. E questo è un altro dei problemi che stanno al centro di questa vicenda. Ma uno che si trova si fa 26 anni Dottor Augias, di il problema galera. è questo, mi consente, il problema è questo. Lei lo ha sottolineato bene prima e io lo ribadisco ancora. In questa vicenda ci sono le telefoniste anonime. C'è la telefonista anonima che telefona alla nonna di Gisella. Che stasera non telefona. Che stasera purtroppo non telefona e noi speravamo che chiamasse. E c'è ancora un'altra telefonata, sempre di una ragazza, fatta alla nonna materna. In quell'altra telefonata, questa voce anonima chiede se Gisella è arrivata ad Iglesias, la cittadina vicina. Quindi... Avvocato Gambardella voleva dire una cosa. Sì, volevo precisare, dottor Augias, che quando a mezzanotte Pirosu rientra, parla con la nonna, insomma avete ricostruito voi il particolare, poi innegabilmente riesce, contrariamente alle sue solite abitudini, per far rientro, c'è una signora che lo conferma innegabilmente, per far rientro un'ora dopo. Pirosu questo particolare lo ha sempre negato. Io voglio fare a questo punto un'altra ipotesi, oltre quelle che voi avete avanzato, e cioè al lato di quelle che voi avete avanzato, e cioè che Gisella Orrù quella sera salì su quella macchina, quale che fosse, la 126 bianca o la 131, non di sua spontanea volontà, ma perché forzata. È una ipotesi che è stata fatta anche dal giudice istruttore del primo grado, lo so benissimo, abbiamo letto gli atti, e in base alla quale si può dedurre che Gisella sia stata uccisa non immediatamente, ma tenuta prigioniera di chi l'aveva costretta a quello per alcuni giorni. Abbiamo ricostruito in questo filmato. Dottore! Che c'è? La stanno cercando, domani fanno la denuncia ai carabinieri. Ma non ti preoccupare, queste cose ci pensiamo noi, vai. Sì, Ma ti avevo detto di non venire, vai. Basta, per favore, devo stare via, stanti!
queste urla fanno pensare che il calvario doloroso della povera Gisella, poco più che una bambina, sia durato qualche giorno, eppure nessuno si è mosso a pietà, ma nessuno si è mosso in nessun senso. Nessuno ha fatto ipotesi, nessuno ha sentito, nessuno ha visto, tutto si è svolto nel silenzio, anche se poi c'erano quelle voci da corvo che gracchiavano dentro i telefoni delle informazioni tanto anonime quanto poi in parte almeno attendibili. Noi siamo collegati con Carbonia, credo che di poter... Eccolo qua, questo è il cinema di Carbonia con il quale siamo collegati, c'è lì Toni De Marchi della redazione di Telefono Giallo. Buonasera Toni. Tu hai lì, dici pure che atmosfera c'è, che reazioni ci sono state, se hai qualche persona che vuole parlare. Qui ovviamente il pubblico ha assistito con grande interesse nella missione, le immagini d'altronde erano sufficientemente forti per colpire chiunque, tanto più una città come Carbonia che ancora ricorda e commenta quel fatto. Noi tra gli altri abbiamo qui due amici di Natascia, di Gisella, Massimo Corona e Natascia Miraglia. Massimo Corona è stato l'ultimo degli amici di Gisella che l'ha vista viva, l'ha accompagnata in via Napoli per l'ultimo pezzo di strada, dopo l'ha lasciata. Gli aveva parlato di qualcosa, gli aveva confidato che aveva un appuntamento, doveva incontrare qualcuno quella sera. No, che ci vado a vedere la mattina, comunque l'ho accompagnata io fin da Napoli e niente, come una giornata tranquilla come ogni giorno. Lei mi ha detto ci vediamo domani al lavoro, le ho fatto sì, ok, infatti lì se n'è andata e basta. Lui quando la lasciò ebbe l'impressione che andasse verso casa? Quando la lasciò? Ebbe l'impressione che andasse a casa? Sì, devo andare verso casa. Ecco, Natascia invece, scusa, volevi aggiungere qualcosa? No, prego. Natascia è stata per molti anni amica di Gisella, forse ci può ricordare qualcosa di lei. Che ragazza era? Era una ragazza normale, aveva dei problemi, aveva delle aspirazioni particolari, voglio dire, c'è qualcosa che possa spiegare quello che è successo? No, era una ragazza tranquilla, aveva soltanto bisogno d'affetto, poi del resto aveva solo 16 anni. Cioè aveva tanta voglia di vivere, basta. Ma ti sei mai chiesta per cosa può essere successo quella sera? Chi può aver incontrato? Non lo so, solamente sono sicura che ho incontrato le persone sbagliate. Persone che conosceva? Non lo so, sicuramente non lo so. Ma posso fare una domanda io a Natascia, Toni? Certo. Lei è stata definita dal signor Orru poc'anzi la migliore amica di Gisella. Sono due adolescenti, sono due ragazze di 16 anni allora e si sa bene di che cosa parlano le ragazze di 16 anni tra di loro per la maggior parte del tempo. Che tipo, dalle confidenze che Gisella le aveva fatto, c'è nulla che le faccia pensare che cosa può essere accaduto? Cioè non so cosa dirle, guardi. So solamente che lei mi raccontava solo i problemi che aveva col padre, con la nonna, poi del resto usciva. Quali problemi aveva col padre e con la nonna? La maltrattavano. Aspetti, scusi, subito dopo come la maltrattava, in che senso? Nel senso che subiva anche delle violenze, cioè... In famiglia? Sì. Signor Orru, che mi risponde lei a questa cosa? Ma io non sento a dire, io a mia figlia l'ho picchiato una sola volta e basta. Non capisco come faccia a dire mia figlia che io... Allora Gisella mentiva, la accusava a torto, mentiva sul suo conto, dice che lei pur non vivendo insieme praticamente la trattava nel modo che ha io diciamo con la ragazza non vivevo perché avevo casa mia. Certo. Io andavo ogni giorno a fare la presenza, a vedere le ragazze avevano problemi o meno. Ed ero, diciamo, quello che doveva picchiarle quando facevo... L'orco, l'ha già detto. Il loro problema. Però una sola volta gli avevo messo le mani addosso. Ho capito, e questo può succedere. C'era l'avvocato Schirò che voleva fare una domanda a Natascia. Mi pare che le considerazioni che fa la signorina siano un po' diverse da quello che risulta dal diario
Nel diario Gisella parla molto bene, con molta tenerezza del padre, quindi mi sembra strano che una ragazza di 16 anni, invece di parlare dei ragazzi e delle storie d'amore, parlasse di queste presunte violenze che poi non ci sono perché il diario lo dimostra. E allora la domanda che io devo fare a Natascia è: ma perché non ci racconta fino in fondo tutti i particolari? Noi sono anni che attendiamo che l'amica del cuore di Gisella, così citata in quel diario, finalmente ci dica tutto quello che sa e non soltanto alcune cose. Se magari ha dimenticato, se magari ha scordato dei particolari, allora era più giovane, se c'era qualche frequentazione di Gisella che noi non sappiamo. Allora, Natascia? Allora, prima di tutto Gisella la conoscevo soltanto da 8 mesi. In 8 mesi, cioè, non è che una persona la può conoscere proprio abbastanza. Poi niente, quel poco che l'ho conosciuta mi è bastato perché, cioè, era brava, non c'ho niente da dire. E poi, oltretutto, non è vero che gli amici si dicono tutto, perché ognuno, cioè, dice all'altra persona quello che gli fa comodo, almeno dal mio punto di vista. E penso che non sia solo la sola a pensare. Nel diario, signorina, nel diario, guardi, che si parla continuamente non soltanto di lei, ma anche dei discorsi intimi che tra di voi si facevano, perché Gisella riporta le cose, i suggerimenti che lei dava a Gisella. Quindi mi sembra, mi consenta, io non voglio essere volgare o comunque non voglio sbagliare, non vorrei che fosse frainteso ciò che dico. Noi siamo perplessi di fronte a queste sue singolari affermazioni, perché ciò che risulta da quel diario così intimo è molto diverso da quello che lei ci sta cercando di dire oggi. È molto diverso, signorina. Io... Natascia. Allora? Non so cosa dirvi. A parte che l'ultimo mese che succedesse la disgrazia io non l'avevo più vista. Cioè, l'avevo vista proprio la sera che l'avevo incontrata in piazza, poi basta, non ha frequentato a me. È smentita dal diario, è smentita dal diario continuamente. Natascia. Ma perché nascondere? C'è questa ragazza che è morta in questo modo così brutale. È il momento, scusate un momento, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, signor Alza. Lei deve parlare di quello che stiamo parlando adesso? Sì. Dica. Allora, io volevo sentire dato che c'è l'avvocato Gambardella, volevo dire, ma non è il primo caso che succede via Carbonia di questo fatto qua, no? Quale? Di morte di ragazze, che mi sembra che sia un giro molto vistoso, che sono 3 o 4 mi sembra. Ma cosa dice, scusi? Ma che cosa dice? È vero quello che dice? Assolutamente. Non è vero, guardi, non è vero, io non... C'è stato un solo caso di suicidio. C'è stato un caso di suicidio. Ma ne hanno trovato una vicino a Sant'Adi, ed è questo. Una lì a San Giovanni, che è questa qua. Signore, ci sono 3 avvocati. Ci sono 3 avvocati qua che la sono informazioni che lasci perdere. Io non, guardi, scusi, io per carità, io la ringrazio di aver chiamato e di dirci queste cose. Aspetti un attimino che c'è la televisione alta che non sento. No, dicevo, la ringrazio di aver chiamato, ma volevo continuare. Lei magari stia un momento lì, sia gentile, tanto volevo continuare, volevo sentire cosa stava per rispondere Natascia quando la sua chiamata è arrivata. Natascia, ha sentito cosa ha detto l'avvocato Schirò? Ma perché lei è così contrastante con quello che c'è scritto nel diario? Natascia, guardi verso la telecamera, ecco, guardi, alzi gli occhi, non sguardi per terra. Mi dica, perché quello che lei dice contrasta così con quello che la sua amica ha scritto nel diario? Io non so cosa c'ha scritto, in ogni caso poteva scrivere quello che volevo. Cioè io ho detto quello che sapevo, penso di aver aiutato a chi di competenza, poi lei può pensare quello che vuole. No, per carità, io non penso niente, si figuri se voglio pensare una cosa di una ragazza così giovane come lei, ma però quello che dice Schirò mi turba un po', o no, avvocato? Dottore, c'è un Noi siamo perplessi. Sì, sentiamo l'avvocato Massidda. Un particolare curioso. Natascia, ascolti l'avvocato Massidda. Nei diari, Gisella e le compagne di scuola non soltanto si scambiavano delle confidenze, ma si chiedevano delle referenze. Gisella era interessata a sapere il parere delle amiche sul suo comportamento.
evidentemente era messo in discussione per qualche verso, forse soltanto dalla nonna, ma comunque era in parte discusso, e questo non toglie nulla alla dignità del ricordo che abbiamo della ragazza. C'è un episodio che Natascia conosce e si riferisce a qualcosa che si è verificato in un'altra spiaggia, non in quella di Mazacca, in periodo anteriore, tra loro due amiche ed altre persone, che stranamente corrisponde alla descrizione ritenuta assolutamente inverosimile che Salvatore Pilosu fa di quanto è accaduto la sera del 28, di quanto secondo lui sarebbe accaduto a Mazacca. Dal momento che Pilosu non è in grado di immaginare un episodio complicato come quello che ha descritto, evidentemente qualcosa gli deve essere derivata da informazioni prese altrove. Questo episodio è noto alla signorina Natascia. Sì, io non vorrei che la mettessimo troppo in difficoltà, perché Natascia evidentemente dice quello che sa e che può dire, ma... questo scrupolo c'è stato sempre. Anche quale scrupolo? Lo scrupolo di non metterla in imbarazzo, anche al dibattimento in primo grado in particolare. Però è strano che Salvatore Pilosu racconti un fatto ritenuto da tutti inverosimile e quel fatto sia coincidente con un altro episodio accaduto altrove tra le stesse, questa è una storia, tra quasi le stesse persone. Natascia, lei vuole dire qualc'altra cosa? Quale sarebbe quello? No, allora chiariscilo, è un'illazione, chiariscilo. Qui non abbiamo assolutamente, chiariscilo tu. E non chiede no, ma non c'è. No, non facciamo però, avvocato Massiccia, non facciamo illazioni, per la verità. Non è un'illazione, è documentato. Ma che documentare? Io non vorrei. Scritto molto di più questa, vedete, voi la conoscete molto meglio di me, questa è una storia piena di aspetti oscuri, ma forse se fossero venuti naturalmente dei chiarimenti stasera potevamo, ma non andrei a cercarli così, non andrei a cercarli con questo accanimento. Natascia, e l'abbiamo messo in imbarazzo? No. Mi sente? Tony? Tony? Sì, eccoci, siamo qui, vi stiamo ascoltando. Perché Natascia è così turbata? Ma io credo che chiunque sarebbe turbato nella situazione in cui si viene a trovare. Dopotutto l'emozione di questa sera è così forte che comunque turba una persona che ha vissuto così da vicino una vicenda di cui stiamo parlando e che ci ha emozionato tutti quanti. Ora, io tra l'altro non credo sia giusto fare l'inquisizione in TV. No, per carità, ma non è, né l'avvocato Schirò, né l'avvocato Schirò vuole chiarire una cosa. Voglio chiarire una cosa, credo di essere stato sufficientemente chiaro e l'ho premesso. Noi stiamo chiedendo un aiuto. Stiamo chiedendo a Natascia, a questa ragazza, se può di darci una mano, nient'altro. Non abbiamo mai in nessuna occasione neppure tentato di avvicinarla o di sentirla, eppure potevamo farlo. Stiamo chiedendole, stiamo approfittando di questa situazione per domandarle se può, anche riservatamente a chi ritiene opportuno, eventualmente dare notizie e informazioni che potrebbero tornare utili, sempre ammesso che le abbia, niente di più. Bene, io direi che con Natascia mi pare che sia quando voi tornerete in Sardegna magari lei si metterà in contatto con qualcuno di voi, non lo so, adesso per ora. Tony, c'è qualche altra cosa da dire? Quante persone ci sono in quella sala cinematografica a Carbonia? Ma non siamo in molti qui al Cinema Centrale di Carbonia, devo dire che la serata è anche terribile, è una vera serata da lupi, come diremo. Tra l'altro l'acqua arriva anche dentro il cinema, no? Forse voi non la potete vedere, però l'acqua arriva anche qui, per cui credo che c'è stato anche questo momento, però tutti quelli che sono qui hanno seguito con grande partecipazione la cosa. Credo che se qualcuno avesse avuto qualcosa da dire l'avrebbe detto senz'altro, probabilmente quelli che sanno sono troppo lontani. C'è Chessa che ti vuole fare una domanda. De Marchi, scusa, da qui mi pare di aver intravisto il dirigente del commissariato di Carbonia. Tony, alzati, guarda un po' se il dottor Arus. Il dottor Arus, mi è sembrato... Scusate, mi devo spostare un momentino. Sì, e sei lì per questo.
Ti sposti? Il capitano Pagno. C'è anche il capitano Pagno. E c'è anche l'ispettore Conti lì. Credo che li riconoscete uno per uno. Allora, Sì, qual è la domanda? La domanda che volevo rivolgere al dottor Arus, senza entrare nel merito della vicenda, perché capisco che intanto le indagini sono state portate avanti dai carabinieri e i rapporti consegnati alla magistratura sono dei carabinieri, dunque sarebbe illogico che la Polizia di Stato entrasse nel merito. La domanda è questa, se risponde al vero che in quell'occasione, cioè nell'occasione dell'omicidio, l'indagine della Polizia di Stato era indirizzata verso altri personaggi. Scusate, vi devo rispondere io, perché forse essa non lo sa, però la presenza del commissario qui è strettamente privata. È venuto qui con l'accordo che non ci sarebbero state rivolte domande, anche per cui dobbiamo rispettare questo accordo, soprattutto poi perché la polizia non ha avuto l'incarico delle indagini e le indagini sono occupati i carabinieri, per cui non credo neppure sia opportuno farla questa domanda, perlomeno in una sede pubblica come questa. No, non era a conoscenza di questo accordo, quindi mi scuso col dottor Arus, ma pensavo che la domanda potesse essere lecita. Ah, scusate, c'è qualcuno che vuole intervenire? Approfitto di quello che ha chiesto Paolo Matteo Chessa al commissario. Devo dire che mi sento imbarazzato, come diceva lei, perché c'è acqua da tutte le parti ed è degno del film che abbiamo visto. Comunque, a parte quello che voglio chiedere io agli avvocati, visto che hanno dibattuto e non hanno capito niente neanche loro, vorrei cercare di avere una risposta circa delle cose che si dicevano un periodo a Carbonia. E cioè, in sostanza è questo. Si diceva che le indagini vertevano verso delle persone diverse da quelle che sono poi risultate condannate così nei vari processi. Ecco, io stasera ne approfitto per chiedere se questo trova conferma e se è possibile che loro ci diano più elementi per capire. Perché mi sembra un po' difficile accettare che una città come questa possa vivere un momento così tranquillamente, senza cercare anche magari di coprire un momento come questo senza dire niente. E quindi approfitto per rivolgere un invito anche ai miei concittadini, se qualcuno effettivamente sa, è meglio che parli, così come genitori, come abitanti di Carbonia ci sentiamo più tranquilli tutti quanti. A chi vuole fare questa domanda? Non lo so, ce ne sono tanti avvocati, mi risponda chissà. C'è qualcuno di voi che vuole rispondere a questa domanda? Schirò. Io apprezzo molto l'intervento di questo signore. Lo conosce? Sa No. chi è? No. Apprezzo molto l'intervento di questo signore e credo che sia ciò che noi tutto sommato intendevamo fare, ciò che il mio assistito intendeva fare, l'ha fatto già questo signore, un appello alla città perché questa vicenda con tanti lati oscuri, e non voglio dire nulla in ordine alle sentenze che sono passate in giudicato, sulle quali non si sta discutendo, non si deve discutere, noi abbiamo detto che ci sono dei margini, ci sono delle possibilità che ci siano altri responsabili che sono fuori. Ecco, è in questo contesto che la città io credo stia soffrendo, io dissento in questa parte da quel giovane, perché credo che la città stia soffrendo e non sappia come rigirarsi, non è presente per via del temporale, ma la verità è che probabilmente, come diceva anche De Marchi, chissà è ben lontano da quel cinema, chissà è nascosto. Questo è il problema. E le telefoniste, dottor Auger? Schirò ha ragione, cioè, sì, veniamo subito, Schirò ha ragione, cioè tu hai avuto da lì l'impressione che Carbonia in qualche modo partecipi di questa storia o le assenze sono per il temporale o per indifferenza? No, io non credo all'indifferenza, perché in questi giorni a Carbonia la gente parlava, certo anche la curiosità della televisione in qualche modo incitava, però chi parlava come se fosse una storia che era di tutti quanti, e d'altronde credo che l'appello del signore che è intervenuto per ultimo sia abbastanza significativo. Certo, d'altronde voglio dire, il caso di Gisello Ruo a Carbonia è un caso isolato. Questa è una città unico, pacifica, è una città che ha avuto un periodo
di turbolenza, ha avuto qualche episodio, ma è una città dove queste cose non succedono normalmente, e questo è Ecco, ma è proprio stata una cosa particolarmente tragica. È proprio quello che dice De Marchi. Non si ammazza così una ragazza normale. Ecco. Non si ammazza così una ragazza normale. Questo è il quesito. Voi insistete sulla vostra tesi, a me francamente c'è una ragazza normale, tu vieni ucciso perché c'è una motivazione forte. C'è una motivazione, qui non c'è. Non ci Scusate, capiamo. Stavo dicendo quello. Arrivati alla fine di questa storia, perché tra un po' dobbiamo chiudere, io vi dico la verità. Sono convinto di due cose, che le indagini sono state lacunose, che questa storia è piena di lati oscuri, ma che non c'è quell'altro spessore che voi avete adombrato. Io non riesco a vederlo, quell'altro spessore, gli strani giri che sono stati adombrati. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, chiamo da Cagliari, sono un telespettatore che ho seguito sulla stampa locale il caso di Gisela Roux. Mi sente? Certo, vado. Qualcuno lì al teatro di Carbonia ha già fatto cenno al problema che io volevo suscitare. Mi meraviglio come gli avvocati presenti e anche lei, dottor Augias, non abbia fatto presente che la stampa locale tempo fa, cioè in occasione dei fatti, non abbia in questa trasmissione accennato al fatto che si sia fatto cenno a dei personaggi, tra virgolette, in vista di Carbonia, uomini politici locali, sui quali sarebbero state indirizzate delle indagini e che appunto sarebbero stati, dico, dagli organi competenti, non dico coperti, ma esclusi dalle indagini. Ecco, Chessa, qua abbiamo Chessa della Nuova Sardegna, che certo non è tenero con le autorità. Ecco, appunto, penso allora, sia Chessa, non ho motivo neanche per che peso dobbiamo dare? Rispondo a questo signore che ciò che sostiene era solo frutto di chiacchiere, ma sì, di provato, mi perdoni, di provato non c'era assolutamente nulla. Nel momento in cui eventualmente a questi signori fosse stata per ipotesi inviata un'informazione di garanzia, allora il nostro dovere come stampa sarebbe stato quello di informare l'opinione pubblica, ma questo non è accaduto, quindi non è che possiamo permetterci il lusso di raccogliere il pettegolezzo di strada e riportarlo sui giornali. Siccome non si era fatto cenno assolutamente alla trasmissione di questo particolare, volevo sapere come mai sia il giornalista presente, lei e gli avvocati di parte, o il dottor Augias che conduce la trasmissione, non abbia fatto cenno a questi particolari. Non c'è stata mai nessuna, non è a nostra conoscenza, a voce alta. Non è a nostra conoscenza nessuna indagine svolta nella direzione che dice il telespettatore. Ecco. Ripeto, la mia semplicemente era una curiosità dettata da fatti da notizie apparse sul giornale. Mi dispiace, siamo in un cul-di-sac, non possiamo andare avanti, come vede. Io non lo so, gli avvocati, il collega non lo sanno. Grazie lo stesso del suo intervento. Tony, io chiuderei qua il collegamento se non hai altre cose da aggiungere, ringraziando. No, il signore che ha fatto la domanda prima chiedeva una risposta agli avvocati. Adesso io me la sono dimenticata la domanda. Qual era? La prima domanda è se avevano fatto delle indagini, se non sbaglio, nei confronti di qualcuno, se avevano indicato delle piste alternative possibili. Certo. Senza risultati. Senza risultati. Ma non si dimentichi che c'è stato un processo di primo grado, d'appello, nel quale queste cose sono state ampiamente discusse. Non è che qui si possa riassumere. Questa è purtroppo la risposta. Grazie Tony, ringraziamo tutti gli spettatori di Carbonia che sono lì tutti bagnati, perché pare che in quel cinema piova dentro, perché il tetto non regge. A Pirosu, che è in carcere, abbiamo fatto un'ultima domanda prima di lasciarlo. Gli abbiamo chiesto come si sentisse con la sua coscienza, lui che è stato il grande accusatore di questo caso e che ha portato in carcere un'altra persona. Ecco che cosa ci ha detto. Non crede che sarebbe il caso di chiedere una revisione del processo, un approfondimento delle indagini? E quello si vuole fare. Vorrebbe che si riaprissero le indagini? Sì. Senta, è inutile che io le chieda come si vive in carcere penso che non si stia bene certamente, perché è un luogo di espiazione, però con se stesso? Come sta?
C'è una sola cosa che leggerò del diario di Gisella senza violarne, è una piccola poesia che trovo sotto la data del 26 aprile. Sono un arcobaleno scolorito, uno scoiattolo stanco, una manciata di sale, sono una goccia appassita, un pezzo di terra, un fiore finito, una luce spenta, una stella caduta. Una stella caduta. Buonanotte.